raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Formula 1 2015 e purtroppo la peggior qualifica dell'anno, 18° tempo, disastrosi, Abu Dhabi, ultima gara e abbiamo già il contratto con la Williams. 3-2-1, vai, rock and roll, Gran Premio di Abu Dhabi, vai ragazzi, abbiamo Alfonso davanti, vai Fioi, devo che tagliarmi la barba ma chi se ne frega in questo momento. Eccoci 14esimi, 14esimi, abbiamo recuperato diverse posizioni, vai come speriamo che la webcam possa funzionare, se no vaffanculo, vai. No, come no, ste robe, no, ste robe. Io come ho rischiato di fare un tamponamento con Carlos Sainz Junior. E il Cume 12esimo, c'è la McLaren di... Chi cazzo c'è, non lo so, va bene. Vai, Cume, bravissimo. Qua il Cume si è inventato del capolavorus. 11esimi, senza ammazzare nessuno. E questo è positivo, signori. Questo è molto positivo. Dai, come spingi questo catorcio infernale. Perché ricordi che è un catorcio infernale. No, pazzo, Cume. E il Cume si mette in mezzo e supera Nasdaq, ha superato Nasdaq e si gode. Nono posto, 9th place. Nell'inglese purissimo di un Cumendone devastante. Di un Cumendone meraviglioso. Che vuole andare alla Williams da protagonista. Grandissimo Cume, grandissimo. Il Cume c'è, signori. Signori, il Cume siamo stabilizzati all'8° posto e abbiamo fatto anche il giro record. Stiamo andando bene adesso. Merda. Dai che stiamo girando bene, proprio abbiamo fallito in maniera clamorosa le qualifiche. Le qualifying session, come si suol dire. Bravo Cume, bravo Cume. Pazzo, qua pazzo, l'internazzo! Tieni Ricciardo, ma ci siamo. Tieni Ricciardo, ma ci siamo. Vai Cume. Guarda, per non darmi la scia dove va il porco. Mamma che duello. Frena, porco, mamma mia. Eccola qua la mia prossima monoposto. Vado in Williams, ragazzi, e si gode. Questo gioco sarebbe anche bello, è che purtroppo non puoi moddarlo. Un ritiro intanto. Non puoi moddarlo ed è quello il vero problema, Fioi. Questo mi dà veramente problemi, vabbè. La Formula 1 ha un po' di problemi in più, non capisco il perché, vabbè. Ok, quinto giro. Ah, Cume. Mi fa piacere, qua però il Cume esagera forse un po' troppo. Dai Cume. Sei molto più veloce dell'auto davanti per tutto il settore 1, più veloce nel settore. Mi fa piacere. Carburante grasso, proviamo, dai di grasso. Andiamo di grasso. Vai Cume, la web funziona, ascolta se guarda la web ma devo capire se va o no. Ricciardo è molto vicino. Ho perso molto la Pippo. Vaffanculo. Chiaramente Ricciardo al DRS, ma noi teniamo 7° posto, ragazzi. Siamo partiti 18esimi, sono molto soddisfatto. Tanto Hamilton ha vinto il mondiale con tipo 5 gare d'anticipo. Gigione, maledetto Gigione. Vabbè, cazzi di Ricciardo, sinceramente. Io ero nella mia traiettoria. Come siamo messi con le gomme? Non so bene che fare in realtà, Mi fa piacere. No, scesi, siamo rimasti settimi, mona. Ok. Quasi direi di andare ai box. Andiamo ai box. Vediamo un po' che succede. Meno male che non c'è traffico intanto, questo è importante. Vai veloci. Però sprofondiamo al 16° posto. Forse l'ho anticipata troppo. Speriamo di no. Ai, addirittura ultimi, signori. Stiamo un po' con miscela grassa.
Però veramente non pensavo di essere addirittura penultimo. Male, male, male. Nessuna data di box, l'ho anticipata troppo. Il Kume anticipa troppo. Speriamo bene, vediamo adesso con il valzer dei pit dove finiamo. Eravamo settimi. Mi fa piacere. Solo Mary dietro di noi, il piccolo Mary. Il sole sta scendendo intanto. Qui ad Abu Dhabi. E adesso vediamo un po' dove ci mettiamo. Che giro ho fatto? Cioè, sono ancora quel fastest lap, incredibile. Ogni tanto faccio sti giri, sono un discontinuo su Formula 1, c'è poco da fare. Faccio un giro bello e 50 di merda. Vai, come regalaci un sogno. Vediamo adesso con i pit stop quanto recupero. Non sto girando bene però adesso. Non sto girando per niente bene. Vai, come. Cerchiamo di finire in zona punti l'ultima gara. Grandissima stagione comunque, veramente. E vaffanculo. Ok. Vediamo un po'. Vediamo quante posizioni siamo. Siamo 13esimi. 13esima posizione. Siamo ancora molto indietro. Alla Ferrari sono pronti per un pit stop. Un loro pilota sta rientrando ai box. Dai, come non devi spaccare, cazzo. Carlos ha 5 posizioni di vantaggio su di te. Lo so, lo so. È il classico porco, Carlos. Facciamo respirare il motore. Ok. Tensione altissima, signori. Tensione veramente altissima. Resta il 60%. Sto guardando se la webcam funziona. Sembra di sì. Poi vediamo con l'editing. Ma mi fa un'ansia a me sta roba. Perfetto. Perfetto, ragazzi, perfetto. Però siamo molto indietro, siamo molto... Vai, comandone. Vediamo se recupero qualche altra posizione. Penso proprio di sì. Dai, Kume, dai, Kume, dai, Kume. Ottavi, settimi, perfetto. Strategia meravigliosa. Siamo rimasti nella nostra posizione. Di vantaggio rispetto a quanto previsto. Perfetto, very good, Kume, very, very good. Ultimo giro e abbiamo le gomme finite, stiamo rischiando di perdere la settimo posto. Intanto ormai è notte ad Abu Dhabi. Avevo 5 secondi di vantaggio fino a 2 giri dalla fine, adesso il baratro. Sto rischiando tantissimo, ho straperso da Massa e il Grosjean mi ha recuperato. Dai, Kume, chiudiamo settimi, chiudiamo questo mondiale bellissimo. Che ha fatto veramente con la Toro Rosso a livello esperto, il penultimo, che per me, ragazzi, è molto duro. Ho fatto cose egregie, ho fatto podio, anche una vittoria in Russia. Un buon Kume veramente, che si è conquistato la Williams. Adesso vediamo se fare anche la prossima stagione, ragazzi, vediamo. Non sono ancora sicuro. Oh, c'è il Grosjean, no, il Grosjean mi supera. Il Grosjean mi supera proprio nell'ultimo giro. Quante posizioni ho perso negli ultimi giri della mia carriera tra moto e Formula 1. Ma non deve essere oggi, non può essere oggi. Voglio salutare molto bene la Toro Rosso. Qua prova l'esternazzo il Kume. Eccolo là. Ricorda che puoi distribuire la pressione di frenata. Che schifo. E andiamo a chiudere con una vaneggiata Kume di... va, che roba, vabbè. Io non so di chi è la colpa, so solo che sboccio. Io ho fatto il mio esterno. E bandiera gialla. È giusto concludere così la stagione. È giusto concluderla così. C'è andata anche di culo comunque, Certo che sti qua però non si spostano. Io non mi sposto, io sono un pilota. Io non sono un deficiente artificiale, io sono il Kume. E il Kume non si sposta, appunto.
E finisce qua, ragazzi, con il brivido finale, con le solite commendate. Yes! Settimo posto, ragazzi. Settimo posto. Comunque c'è un po' di lag con questo programma e con la webcam. Non capisco il perché, ma questo gioco è così. Vabbè. Lewis. Sesti, chiudiamo al sesto posto. E il prossimo anno mi voglio beccare la Williams di Felipe Massa, se ci sarà la serie, chiaramente. Costruttori, chiudiamo alla grandissima al quarto posto. Godo. Buono. Ragazzi, la carriera è finita. Ok. Va bene. Qualificazione pone su 16-3, ho stravinto. 15-4. Ora ci abbiamo dei punti totali. Grande come. Finisce qua, la stagione è finita. Speriamo di avere assolutamente... Ok. Buono raga, un saluto dal commendatore veneziano. Adesso valuterò se fare la seconda stagione con la Williams o no. Ciao!